E adesso parliamo di alcune immagini che stanno facendo il giro del web, in particolare dei social, tra gli amanti della street art, ma soprattutto tra i tarantini, che sono veramente rapiti da questo volto, il volto di Giorgio Di Ponzio, che trovate in zona Tramontone, proprio rientra tra le 16 opere d'arte del Trust, questo festival che mira a ravvivare e lanciare anche dei messaggi sociali forti attraverso i muri della città. E colui che ha pensato e sta portando avanti questo progetto è Jorit. Lui è un autore e artista internazionale. Pensate che The Guardian, la BBC e tanti altri si sono occupati di lui perché ha riprodotto i volti di grandissimi Angela Davis, Ed Tamimi, Pierpaolo Pasolini, Maradona, che è famosissimo con queste cicatrici sul volto. Comunque la faccio breve perché sono molto emozionata e contenta di avere con me questa mattina Jorit. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, ciao a tutti. Ti ho fatto questa presentazione perché la meritavi davvero, fai un lavoro Grazie. incredibile sui volti e siamo contenti che tu sia venuto a Taranto, insomma, a portare la tua arte. Come nasce l'idea di Giorgio Di Ponzio proprio come volto da dipingere? Sì, questo progetto prevede, appunto, ha previsto la partecipazione di 16 artisti da tutto il mondo. Io però da subito ho messo in chiaro che in qualche modo la mia opera voleva essere qualcosa di diverso, voleva essere qualcosa che interagiva con la città, qualcosa che comunicava dei messaggi importanti. E il tema dell'ambiente è il tema principale da affrontare a Taranto, il tema dell'inquinamento, e quindi sono voluto entrare con questo volto che spero sarà sì e sarà da monitor per la nostra e per le generazioni future su come certe cose, certe tragedie non debbano accadere più. Te l'aspettavi questa accoglienza da parte dei tarantini? Intanto secondo me è una città, io sono di Napoli, è una città bella di Napoli, è una città molto simile a Napoli, penso che proprio per questo anche una tematica così, se vogliamo, anche pesante, perché comunque Certo. non ci si può girare dall'altra parte, però è stata presa per quello che è proprio un messaggio forte che deve essere, che non ci si può dimenticare di certe situazioni e bisogna lottare affinché non succedano più. Hai incontrato i genitori di Giorgio? Hai avuto modo? Sì, sì, li ho incontrati e in realtà io inizialmente ero pure un po' titubante, perché comunque, ripeto, è un'immagine davvero molto forte. Ora, per Sì. chi magari non conosce la storia, vede un volto di un bambino che sorride e può finire lì. Sono stati proprio i genitori insieme all'organizzazione del festival, abbiamo trovato una quadra. Io inizialmente, ripeto, ero un po' dubbioso perché non volevo poi magari appesantire troppo la situazione, però in realtà loro mi hanno spiegato come poi questa immagine sia soprattutto un'immagine di lotta, perché i genitori da quando Giorgio è scomparso hanno cominciato una lotta senza quartiere per far uscire fuori la verità. Queste cicatrici, diciamo, questa scarnificazione che fai sui volti, da dove nasce? Perché poi il tuo tratto distintivo in tutte le tue opere c'è. Sì, io sono stato spesso in Africa, in vari stati africani, e mi interessava questa cosa che molte persone avevano questi tagli sul volto. Io pensavo di quanto potesse essere forte un taglio sul volto, nel senso il volto è la prima immagine che uno trova quando si relaziona con l'altro. Mi ha sempre affascinato questa cosa così forte e chiara che queste persone avevano nel comunicare con gli altri. E quindi ho cominciato ad utilizzare queste strisce rosse che poi in realtà sarebbero cicatrici sulle mie opere. E poi 2 anni fa, correlata a un evento molto importante della mia vita, ho trovato coraggio e infine me le sono fatte fare anche io. Mamma mia, questo duro davvero. L'ultima domanda è sui tempi. Quando finirai questo bel lavoro che stai facendo su Giorgio? Questa è una bella cosa. Nel senso, i ragazzi mi inviarono la fotografia del muro giusto una settimana prima, che secondo me hanno pensato è meglio che non gliela inviamo, è Certo, troppo prima perché perché magari ci ripensa. No, il muro è davvero grande, sono 10 piani, è molto largo, una data finale precisa non te la saprei dire, però già ci sto lavorando
già quasi 8 giorni. Eh beh sì, abbiamo visto le varie fasi, anche quella Sì, classica, anche tu hai un altro tratto distintivo appunto di tutto quello che è scritto sotto poi il murale, in questo caso dedicato proprio ai diritti della salute e della vita prima di tutto. Io ti ringrazio, Jorit, per essere stato qui grazie a te. con noi su Cittadella alla radio, è stato veramente un privilegio. In bocca al lupo per il tuo lavoro. Buon lavoro ragazzi, buona giornata.